Mestre, Vicenza, Treviso. Nel mese di maggio sono queste le 3 città venete che hanno ospitato il Latte Days, le giornate dedicate alla promozione dei benefici del latte, che sono state organizzate in tutta Italia dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con le regioni e Unioncamere. Le giornate Latte Day sono delle giornate che ricadono nel programma Latte nelle scuole, volto a favorire e ad avvicinare i ragazzi in età scolare al consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari. È stata scelta a livello europeo questa fascia di età proprio perché in questa fascia di età si consolidano le neofobie alimentari, ossia il rifiuto per alcuni alimenti nuovi che non conoscono, ed è importante avvicinare quindi i ragazzi ai prodotti lattiero-caseari in questa fascia di età in modo tale che possano entrare nella loro alimentazione quotidiana per il valore nutrizionale che il latte ha. Qual è lo scopo, l'obiettivo del progetto? È quello di far conoscere intanto il prodotto latte e soprattutto ci rivolgiamo alle più giovani generazioni, quindi i bambini delle elementari, a cui facciamo degustare il latte, lo yogurt, i formaggi, i diversi tipi di formaggio veneti nel caso nostro, e gli spieghiamo quali sono le caratteristiche che hanno questi e quanto è importante che loro consumino latte, formaggi, soprattutto freschi. E ovviamente è un progetto che si dirige non solo ai bambini ma anche ai loro genitori, soprattutto alle maestre, ed infatti abbiamo un programma di consegna di distribuzione nelle scuole non solo di latte e di formaggi ma anche di brochure, di giochi e quant'altro che servono a tutti loro per conoscere ed apprezzare questo importante prodotto. Grazie all'aiuto degli addetti della Coldiretti, dell'Apro, Alav e del CREA, a Vicenza e Treviso si sono tenute degustazioni guidate e attività formative per adulti e bambini. È una giornata importante, mi sento anche di ringraziare in qualità anche dei produttori di latte, tra l'altro il Ministero, di conseguenza le Camere di Commercio, per divulgare ancora una volta le varie proprietà del latte e lanciare il messaggio che il latte non è che faccia male, ma anzi fa bene e va bevuto nel modo giusto e mangiato i formaggi nel modo e quantità giusta. In Veneto latte, burro e formaggi sono frutto di una filiera certificata. I consumatori possono scegliere tra eccellenti prodotti a chilometro zero. Ci sono delle aziende agricole che dedicano il loro tempo alla produzione del latte, abbiamo dei grandi caseifici ma abbiamo anche delle grandi maglie, dei grandi produttori che si impegnano nella qualità del prodotto. Abbiamo la fortuna che abbiamo diversi DOP o IGP, di conseguenza marchi riconosciuti a livello europeo, per cui al di là del controllo all'interno delle proprie cooperative o dei propri produttori, sono anche controlli esterni da enti certificati, di conseguenza una garanzia ancora maggiore per il consumatore. Io credo che partendo dalle denominazioni di origine protetta, lì sappiamo sicuramente che il latte, la materia prima, viene dal territorio e quella è già una garanzia. E poi il consumatore, per fortuna noi da tradizione abbiamo numerose latterie, numerosi produttori locali, e quindi li invitiamo anche ad andare a visitare, a conoscere la latteria proprio quella vicino a casa. Ci sono molti spazi distribuiti su tutto il territorio e lì possono trovare proprio le materie prime locali. Anche nella grande distribuzione, una volta che riconoscete i marchi veneti, potete andare a assicurarvi di portarvi a casa un prodotto tutto nostro. Diffondere una corretta informazione sulle proprietà nutrizionali del latte e i suoi derivati è fondamentale per mantenere in buona salute tutta la popolazione. Tutti sappiamo che il latte è un'ottima fonte di calcio. Dobbiamo aggiungere che nel latte si creano le condizioni migliori per l'assorbimento del calcio. Non conta soltanto quanto calcio è presente in un alimento, ma quant'è la sua biodisponibilità, ossia la quantità che noi riusciamo ad assorbirne. Il latte ha anche delle proteine di alta qualità, che sono fondamentali nella fase di crescita, sono fondamentali nell'adulto e lo diventano anche nell'anziano, proprio per il mantenimento della massa muscolare che andando avanti con l'età tende a diminuire.